Mimmo Di Carlo. Al Friuli è la domenica di Oliver Bierhoff. Un Vicenza senza anima né spina dorsale non riesce a reggere il confronto con la formazione di Zaccheroni. Il vantaggio firmato dal tedesco arriva dopo appena 20 minuti. Una invenzione di Oliver Bierhoff con la complicità di un'incredibile serie di errori che prosegue anche subito dopo, quando Bierhoff al 25esimo raddoppia. Esulta Zaccheroni, si dispera il Vicenza che una volta subito un gol non riesce più a reagire e subisce inerme anche la terza rete che porta la firma di Locatelli e arriva allo scadere della prima frazione. 3 gol annullati al Vicenza, l'ultimo a Di Carlo, ma non bastano per rendere meno amara una domenica che conferma come al Vicenza di oggi manchi continuità, non solo di risultati, soprattutto di gioco.